Domani dalle ore 7 alle 23 si vota per le elezioni europee e le amministrative. Le istruzioni su come districarsi tra schede, partiti e preferenze. Dario Piparo. Si parla tanto di astensionismo che potrebbe risultare ancora il prediletto in termini percentuali in queste elezioni europee, ma incentrandoci su chi deciderà di andare a porre la propria preferenza e con breve manuale per l'uso. Si parte domenica alle 7, si finisce alle 23, quando inizierà lo spoglio. Questo ovviamente è circoscritto all'Italia, perché ogni paese avrà la propria regolamentazione. Si potrà votare un partito e in relazione a quel partito si potranno esprimere fino a 3 preferenze, quindi se ne potrà esprimere una oppure 2 o 3 a propria discrezione. Ma attenzione, se si deciderà di esprimerne 3, bisognerà indicare almeno un uomo e una donna, quindi non 3 uomini e neppure 3 donne. Se si deciderà invece di votare 2 candidati, non ci sarà alcun vincolo. 2 uomini, 2 donne o un uomo e una donna saranno votabili. C'è la possibilità ovviamente di votare solo il partito, senza esprimere preferenza sui candidati. La domanda è: che fine farà quel mio voto? Andrà a rimpolpare la percentuale del partito e verranno eletti i candidati più votati del partito stesso. Quindi, a differenza delle politiche, non vige nessuna logica legata alle liste chiuse, né quindi assume importanza pratica che un candidato X sia capolista o ultimo di lista. Verranno eletti in qualunque caso coloro i quali hanno totalizzato più voti all'interno del partito. Alla nostra circoscrizione, la Sicilia-Sardegna, spetteranno 8 seggi, perché a ciascun partito scatti la rappresentanza. Invece questo dovrà superare la soglia del 4%. Alla fine saranno 73 i parlamentari italiani che confluiranno a Bruxelles, ripartiti tra le 5 circoscrizioni. Il presidente della Commissione europea, infine, verrà eletto dal Parlamento, quindi teoricamente dal partito maggiormente rappresentato. Al momento ci sono 5 candidati espressi. Partiamo dal primo ministro del Lussemburgo, Juncker, è il candidato dei popolari, ossia il gruppo al quale si riferiscono Forza Italia e Nuovo Centrodestra. Poi Schulz, attuale presidente del Parlamento europeo, per i socialisti e democratici, ai quali fanno riferimento il PD. Verhofstadt è l'ex ministro belga, liberal-democratico, referente di Scelta Europea. Poi c'è Tsipras, leader della sinistra europea, rappresentata in Italia dall'Altra Europa con Tsipras. Infine l'accoppiata Bové-Keller per i Verdi. Il 5 Stelle e Fratelli d'Italia, al momento, qualora eletti, non dovrebbero confluire in alcun gruppo, mentre la Lega lo farebbe nell'Europa delle libertà e della democrazia. Insomma, domenica si vota e lo si farà anche per le amministrative, in alcuni comuni dell'Agrigentino. Parliamo di Racalmuto, San Biagio Platani, Santa Elisabetta, Naro e Caltabellotta.